Vertice governativo tra la Premier Meloni e il ministro Calderoli sull'autonomia. La riforma sarà portata avanti insieme a quella del presidenzialismo e di Roma Capitale è soddisfatto. Luca De Carlo, ottima notizia per Zaia. Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta nazionale ed internazionale. È morto a 71 anni Alberto Zamperla, capo dell'industria vicentina che produce giostre e attrazioni per tutto il mondo. 28enne di Massanzago muore schiantandosi con la sua auto contro un palo di cemento di Santa Giustina in Colle. È successo questa mattina, stava andando a lavorare. Omicidio di Vittorio Veneto, il 24enne che ha ucciso il genitore resta un'ora davanti al giudice e conferma la sua linea: non volevo farlo ma era necessario quello, non era mio padre. Lo psichiatra si prospetta una bufera psichica. La Mala del Tronchetto era un'organizzazione criminale ma non di stampo mafioso, lo ha stabilito il GUP di Venezia nella sentenza con cui ha inflitto condanne per una 50 di anni di reclusione. A Venezia l'apertura del Ponte Votivo per la festività della Madonna della Salute. Il patriarca parla anche dei migranti. Venezia sta sollevando il capo, è tempo di generosità. Compie 100 anni Enrico Vanzini, sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau, l'ultimo Sonderkommando rimasto in vita a Cittadella riceverà la civica benemerenza dalle mani del sindaco. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dall'autonomia, andiamo subito a Roma. Oggi c'è stato il vertice tra Giorgia Meloni e Roberto Calderoli, linea condivisa. Ok all'autonomia insieme al presidenzialismo. Vediamo che cosa è emerso. Condiviso la strada e il percorso sia sull'autonomia, sia sul presidenzialismo, sia su Roma Capitale. Ragionevolmente i tempi che porteranno alle definizioni credo che saranno molto simili. Le partite sono intrecciate e saranno portate avanti insieme in una riforma più ampia dell'assetto istituzionale del Paese. Questa è la linea emersa nell'incontro tra il ministro Calderoli e la premier Giorgia Meloni all'indomani della conferenza delle regioni. Certo, sembrano lontani i tempi della campagna elettorale, quando lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, lui stesso presente all'incontro, premeva per l'autonomia subito. Così il 5 settembre in Piazza dei Signori a Treviso. A me piacerebbe che l'anniversario del referendum, quindi a ottobre, ci fosse in Consiglio dei Ministri la legge quadro, che costa zero, Insomma, resta da ridefinire e ricalibrare la tempistica, ma l'accordo tra le forze di maggioranza c'è. Di ottime notizie parla Luca Zaia, c'è sintonia e da parte del Veneto c'è la piena disponibilità a ragionare sulla legge di attuazione. Le parole del Presidente che in mattinata ha incontrato la delegazione trattante. Ampie rassicurazioni arrivano dal numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto. Quello di oggi a Palazzo Chigi è l'ennesimo passo avanti verso l'autonomia. Un'autonomia che saprà tener conto delle diversità dei nostri territori con dei LEP che garantiranno a tutti un livello di prestazioni eccellenti, ma che responsabilizzerà molto di più le regioni e gli enti locali circa le modalità e le spese e i servizi che erogheremo ai nostri cittadini. Una vera autonomia che metta al centro il cittadino e che metta al centro i suoi bisogni. Intanto continua a far discutere la proposta leghista di insegnare il veneto nelle scuole. Caustico Carlo Calenda: in una nazione come la nostra, dove la conoscenza dell'italiano è insufficiente, come può venire in mente di insegnare il veneto? Fate educazione istituzionale, il tweet del leader di Azione. Altavilla Vicentina, il Veneto piange uno dei suoi più grandi capitani d'industria. È morto all'età di 71 anni Alberto Zamperla, re dei parchi divertimento, leader mondiale nella costruzione delle giostre. Per poter far sì che le cose migliorino bisogna aver coraggio. Addio a un uomo coraggioso. Addio al re delle giostre, addio ad Alberto Zamperla, il capitano d'industria che con le sue attrazioni geniali conquistò il mondo. Visione, capacità di guardare al futuro senza dimenticare le sue radici. I piedi ben piantati per terra, la sua terra, il Veneto. Dalla Repubblica di San Marco aveva uomini coraggiosi, Marcantonio Bragadin, per fare un esempio, gente di grande coraggio. E lui di coraggio ne ha avuto fino alla fine. Si è spento a 71 anni dopo una breve malattia che non gli ha dato scampo. Originario di Pieve di Soligo, era il patron della fabbrica dei sogni, la Zamperla di Altavilla Vicentina, fondata dal padre Antonio. Proprio ieri la società veneta aveva annunciato la realizzazione della montagna russa dei record, che raggiunge i 72 km/h, costruita nel parco dei divertimenti di Vancouver, in Canada. Oggi sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo delle istituzioni, della politica, delle imprese, per l'uomo che portò il Made in Italy nel mondo. Una vicinanza e cordoglio da parte dell'amministrazione
alla famiglia di Alberto Zamperla, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per Vicenza e per portare il nome di Vicenza nel mondo. Un imprenditore geniale che con le sue realizzazioni in tutto il mondo ha onorato la nostra provincia. È un addio triste ma grato quello che diamo ad Alberto Zamperla, perché con le sue giostre ha portato in tutto il mondo il nome di Vicenza e del Veneto, facendo divertire le persone. Ha portato leggerezza e cibo per l'anima in tutti i paesi del mondo, insieme con la tecnologia sopraffina della sua creazione. Noi lo ricordiamo con grande affetto, anche pensando a tutti i concittadini ai quali ha dato un lavoro di alta qualità. Anche Altavilla saluta Carlo Zamperla, che con la sua azienda ha dato lavoro a tanti nella città vicentina. Non sarà dimenticato. Lui, l'alpino con gli occhi che sorridono. Lui, l'uomo capace di trasformare i sogni in realtà con l'impegno, con il lavoro, con l'innovazione, con la dignità che ha lasciato come esempio, come testamento. E la dignità bisogna avere coraggio. E io trovo che molte volte non abbiamo il coraggio di prenderci le responsabilità, di essere coerenti nel fare quello che diciamo. Incidente mortale, siamo nel padovano Santa Giustina in Colle, un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale, questa mattina stava andando a lavorare. Un pallido sole novembrino illumina i fiori che una mano gentile ha posato davanti al palo contro cui si è schiantato Leonardo Carpin, perdendo la vita. Questa mattina il 28enne di Massanzago, a bordo di una Nissan Micra, stava imboccando verso le 8 via Commerciale a Fratte di Santa Giustina in Colle, quando è uscito di strada andando a schiantarsi contro questo palo di cemento. Probabilmente, a tradirlo, la strada resa scivolosa dalla pioggia caduta la sera prima. Leonardo Carpin stava andando al lavoro, aveva anche chiamato in azienda per avvisare che era in ritardo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del SUEM 118, dei vigili del fuoco e la polizia stradale con il comandante Gianfranco Martorano. Una strada pericolosa, su quel palo sono già morte 3 persone, dicono i residenti. La sofferenza di vedere questo palo, perché ho parecchi trattori, se per caso lo tiro giù, era pratico di questa strada, però strada umida. Ha trovato la ghiaia la ghiaia, ha sbandato e non è stato buon frenare. Mancano le manutenzioni lungo la strada che è di competenza provinciale. Là, il Varda qua. Qua una macchina, non so neanche tanto, andava dentro sul fosso. Qua siamo in provincia, sotto la provincia. È normale questa qua? No, non lo so. Un giovane appassionato di musica e di animali, sui social network lo si vede spesso ritratto insieme al suo cane husky. Nonostante il numero impressionante di incidenti stradali, si continua a correre sulle strade del Veneto. Questa volta siamo nella Marca trevigiana, andiamo a Castelfranco Veneto, in una strada dove hanno già perso la vita 2 ragazzi, eppure si continua a correre. Sorpasso a tutta velocità con linea continua sul cavalcavia di Via Lovara a Castelfranco, strada da percorrere al limite di 50 km all'ora. Su questa strada hanno perso la vita 2 ragazzi, Andrea e Kevin. L'ultima vittima il 25 agosto di quest'anno. Il primo aveva solo 12 anni e era a piedi. Il secondo di anni ne aveva 17 ed era in bicicletta. A ricordare le loro vite, questa bici ai piedi del cavalcavia e questo cartello con il volto del piccolo Andrea. Una strada dove corrono molto velocemente. E dove si potrebbe fare, si dovrebbe fare, perché appunto non c'è marciapiede, non c'è pista ciclabile, ci sono mezzi pesanti. Spero che l'amministrazione appunto collabori, ci pensi, perché appunto la sicurezza è prima di tutto. Prima delle piazze, delle cose belle. Questa mattina Paola Conte, mamma di Andrea, è anima dell'associazione Non Correre, Accorri, era davanti al municipio di Resana per scattare delle fotografie all'installazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale. L'immagine è quella di un incidente stradale, l'auto che travolge uno scooter. In bella vista è sul ciglio della strada. Questa scena anche deve essere accompagnata, come abbiamo visto, da messaggi, perché la scena in sé, cioè la vediamo tutti i giorni, la vediamo anche nei video, eccetera. Deve essere accompagnata da una riflessione per dire poteva essere evitata,
Cioè le nostre scelte fanno una differenza. I ragazzi devono capire questo, che per una stupidaggine veramente possiamo rovinare la vita agli altri e alla nostra. Domani alle 18 la fiaccolata per ricordare tutte le vittime della strada come Kevin e Andrea. Il fiume di luci partirà dal Palazzetto dello Sport di Castelfranco. Sono attesi sindaci, associazioni e famiglie, una forza dirompente. Lanceranno un messaggio per la sicurezza stradale, per cercare di stare attenti, di dare precedenza alla vita. Udienza di convalida questa mattina per Riccardo De Felice, il 24enne che mercoledì ha massacrato il papà. Dovevo farlo, ha detto in aula davanti al GIP. Nel pomeriggio il primo incontro con lo psichiatra in carcere. Che era necessario, anche se lui non avrebbe mai voluto, ecco, quindi non so se si può dire pentito, perché lui ha ritenuto di fare qualcosa che doveva essere fatto, che non poteva evitare di fare. Nella testa di Riccardo De Felice non c'erano quindi alternative. Uccidere il padre Francesco era diventata una priorità, un'ossessione, una necessità, per utilizzare il termine più volte ribadito davanti al GIP a Piera De Stefani nell'aula 4 del Tribunale di Treviso. L'interrogatorio di garanzia del 24enne che mercoledì ha massacrato il genitore, prima con una barra da trazione, poi con un coltello da cucina, è durato circa un'ora. Assistito dagli avvocati Giovanni Maccarone e Alessandra D'Aversa, Riccardo ha confermato quanto riferito nell'immediatezza del fermo. Il ragazzo è ancora convinto che non fosse suo padre. Sì. Lo ha ripetuto questo mattina. L'ha ripetuto anche questa mattina, sì. Lui sentiva che questa persona che volevano fargli passare per padre non era una figura positiva. Ecco, era un pericolo, non era necessariamente lui perseguitato e non era genericamente perseguitato. Non solo, Riccardo era convinto che quello che lui considerava il finto padre potesse fare del male a quello biologico. Sì, in realtà ha dichiarato che l'avrebbe ucciso. Una realtà parallela per la difesa, che già in giornata ha affidato una consulenza allo psichiatra Tullio Franceschini. Bisogna ora addentrarsi nella mente di Riccardo. Resta la madre Adriana, rientrata nella casa dell'orrore in via Rosolena, Vittorio Veneto, che mai è stata posta sotto sequestro. La scena del crimine è stata sufficientemente cristallizzata e non vi è alcun rischio di inquinamento delle prove. Le tapparelle abbassate, il silenzio intorno, non c'è nessuna voglia di parlare con i cronisti. Gli avvocati fanno da filtro. Stiamo sentendo tutti i giorni, anche più volte al giorno, ed è una mamma, come ho detto già ieri, in realtà è una mamma che è molto preoccupata per il figlio, ha messo da parte il dolore per la perdita del marito. Riccardo De Felice è rientrato a Santabona poco prima delle 11:30, si trova in una cella con altri giovani detenuti. Parlano che sì, che è sereno, che è trattato bene, che si trova bene con i suoi compagni. Nel pomeriggio la visita dello psichiatra in attesa della pronuncia del GIP, con la difesa che sta cercando una struttura alternativa protetta. Cambiamo decisamente argomento. La Mala del Tronchetto era un'organizzazione criminale ma non di stampo mafioso, lo ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare di Venezia nella sentenza con cui ha inflitto condanne per una 50 di anni di reclusione a 14 dei 21 che avevano scelto il rito abbreviato. Altre 56 persone, tra cui i presunti boss Gilberto Boato e Paolo Pattarello, sono state rinviate a giudizio di fronte al tribunale. Il processo si aprirà il prossimo 19 aprile. La pena più pesante, 12 anni di reclusione, è stata inflitta a Loris Trabuio, indicato dalla procura come uno dei dirigenti dell'organizzazione criminale ritenuto responsabile di rapine, estorsioni e spaccio di droga. Il venire meno dell'accusa di associazione mafiosa appare una sconfitta per la procura, che ha insistito su questa linea nonostante fosse già stata esclusa un anno fa dalla giudice che ha emesso la misura cautelare. Soddisfazione invece dalla difesa. E dopo 27 anni il Comune di Verona, guidato da Damiano Tommasi, cancella la mozione omofobe che, definendo le coppie gay contro natura, avevano contribuito ad alimentare la fama di Verona città nera. Giovedì sera il Consiglio Comunale ha messo fine alla disposizione che impegnava l'amministrazione di Verona a non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti delle coppie omosessuali a quelle delle famiglie naturali costituite da un uomo e una donna. Con 21 voti a favore e 1 astenuto, la mozione è stata cancellata. L'intera opposizione, composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha abbandonato l'Aula prima della discussione.
Torniamo a Venezia, all'apertura del ponte votivo. Il patriarca ha puntato l'attenzione sul ruolo di Maria e l'importanza della figura femminile nella nostra società. Dopo aver percorso con sindaco e prefetto il ponte votivo, dal pulpito della Basilica della Madonna della Salute, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha messo al centro la figura femminile di Maria e l'importanza della donna nella nostra società. Abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione femminile in tutte le sue dimensioni, perché è di lì che nasce il futuro dell'umanità. È dal sì di Maria, ma è anche dal sì di una donna che accetta di accogliere la vita. Poi il richiamo accorato alle prove che Venezia ha affrontato, in particolare in questi ultimi 3 anni. La nostra città sta sollevando il capo dopo prove ripetute e ravvicinate. Le acque grandi, la pandemia e il lockdown ha portato, si sta sollevando il capo ed è il momento allora di essere generosi e capaci di alzare lo sguardo. Attraversare il ponte votivo per il patriarca significa riflettere sull'importanza di creare un dialogo in una festa vissuta da tutta la città. Il ponte che abbiamo inaugurato e percorso ci richiama la necessità di essere ponti nei confronti soprattutto delle popolazioni provate dalla guerra. Ed è importante che insomma dopo anche anni difficili di Covid si sia tornati a pieno ritmo e con tanta gente anche oggi. Speriamo che sia un momento di riflessione, un momento anche per guardare avanti e che insomma la festa della salute richiami tanti veneziani. E la celebrazione della Madonna della Salute sarà ovviamente trasmessa in diretta lunedì mattina dalla nostra emittente a partire dalle ore 10 in diretta da Venezia. Trasmetteremo la Santa Messa in occasione della storica celebrazione in ricordo della guarigione dalla pestilenza che colpì Venezia nel 1630. Appuntamento dunque con la diretta lunedì 21 a partire dalle ore 10. Ci fermiamo per pochi secondi e tra pochissimo con TG Veneto. Ben ritrovati, il mondo del volontariato è sconvolto da quello che sta accadendo a Chiara Girello Azzena, accusata di appropriazione indebita e truffa. La madre di Team for Children. Sulla vicenda è intervenuto l'ex presidente del centro servizi volontariato di Padova. È una vicenda a cui ci dispiace moltissimo, anche perché è una bella associazione che ha fatto sempre cose molto, molto importanti. Credo che sia necessario arrivare al dunque e quindi chiudere il prima possibile questa vicenda, perché per il volontariato è necessario e assolutamente importante la relazione e la fiducia. Nel momento in cui avvengono queste cose potrebbe essere messa un po' in discussione il tema della fiducia. Io non credo, perché la bellezza del volontariato è tale che in qualche modo non si mette in discussione questa cosa. Però certo questo genera qualche ombra, quindi credo che è importante che la magistratura faccia velocemente tutti i suoi controlli e le sue verifiche e l'augurio è che sia una cosa che si metta a posto immediatamente in tempi rapidi. Nel prossimo servizio cerchiamo di capire quale sarà il futuro della pista da bob di Cortina. Realizzazione degli interventi necessari per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un primo passo è il decreto di determinazione conclusiva della conferenza dei servizi inerenti al primo stralcio per la riqualificazione della storica pista da bob Eugenio Monti, che diventerebbe un percorso pedonale arredato come accettato dalla soprintendenza. E finalmente c'è un punto di partenza ed è quello che è uscito dal fatto dello strip out che inizierà il primi dell'anno del 23, quindi di conseguenza abbiamo finalmente una partenza. È stato segnato come verrà fatto questo strip out e poi di conseguenza andremo avanti sulla progettazione. La nuova infrastruttura sportiva del Cortina Sliding Center, destinata a ospitare le discipline
discipline del bob, parabob, skeleton e slittino dei prossimi Giochi Olimpici invernali mira a preservare le condizioni morfologiche e altimetriche della pista storica, salvaguardando sia il patrimonio immateriale costituito dai manufatti esistenti, sia quello immateriale legato alla memoria di accadimenti sportivi del passato. Attraverso tali procedure l'ex partenza, la cabina S e l'adiacente curva Antelao, nonché i tratti iniziali e terminali del tracciato storico, verranno recuperati dialogando idealmente con la nuova infrastruttura. Che è un sine qua non sul quale sono state costruite tutto il dossier olimpico, quindi di fatto la storicità che lega Cortina, il fatto che comunque la pista di bob fosse stata comunque nel dossier una parte focale, lo è tutt'oggi. È logico che ci rendiamo conto delle spese che comporta costruire una pista da bob, sia anche la sistemazione dell'olimpico dello stadio, del trampolino, quindi sono tante le cose che sono messe in gioco e che arricchiranno l'offerta di Cortina sia per i suoi residenti soprattutto, ma anche per chi ci verrà a vacanza. Il bando di gara prevede che le opere siano completate entro 60 giorni dall'avvio del cantiere, con un complessivo importo suscettibile di ribasso pari a circa 2.200.000 euro. Compie 100 anni Enrico Vanzini, l'ultimo Sonderkommando rimasto in vita. Nel servizio che vi proponiamo un'intervista che ha rilasciato la nostra redazione nel 2021. Eravamo scheletri, io pesavo 22 kg e 300 grammi. Come un bambino, si può dire. 100 anni di vita per Enrico Vanzini, 7 mesi dei quali trascorsi nell'inferno del campo di concentramento di Dachau, dove era arrivato dal fronte greco dopo la firma dell'armistizio nel 1943. È nato a Fognano Olona, in provincia di Varese, il 18 novembre 1922 Enrico Vanzini, ma la sua vita è rinata il 29 aprile 1945, quando gli americani liberarono il campo di concentramento dove aveva fatto parte delle squadre di Sonderkommando destinate a raccogliere cadaveri nelle camere a gas per portarli nei forni crematori. Un'esperienza che lo ha segnato e che, tornato a casa, una lunga vita trascorsa a Cittadella, non è riuscito a raccontare a nessuno fino al 2005, 60 anni dopo. Indelebili alcuni ricordi di quei 7 mesi, come quello del tozzo di pane costato la vita a un'anziana che aveva la sola colpa di essersi impietosita nei suoi confronti. Quel pezzo di pane l'ho tenuto fin quando sono venuti gli americani, ma sono portato a casa. Sono riuscito a portarla a casa e quando sono arrivato a casa mia mamma non mi conosceva più, mia mamma. Pesava 29 kg quando ha riabbracciato la sua famiglia dopo aver visto l'inferno Enrico Vanzini, che dal 2005 ha girato incessantemente le scuole per raccontare la sua vita e l'orrore di morte e disumanità. Tutta Cittadella si unisce alla festa per il suo secolo di vita e noi con loro lo ringraziamo per avere trovato la forza, con le sue parole, di lottare per non dimenticare, perché quello che gli è accaduto a nessuno al mondo accada mai più. Noi ci fermiamo, TG Veneto termina qui, dopo di noi TG Venezia a seguire Treviso. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interessa il centro-sud. Sul nostro territorio invece tempo tutto sommato buono. Il dettaglio di sabato 19 novembre. Sul Veneto prevarrà un cielo nuvoloso con copertura più significativa in pianura, schiarite più presenti invece in montagna. Sarà probabile qualche isolata precipitazione sulle zone costiere e sul Polesine, spruzzate di neve dai 1200-1500 metri di quota. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo molto nuvoloso. Avremo occasionali piovaschi alternati a schiarite sulla costa, dove soffierà anche Bora forte. Temperature minime sui 5-8 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Sarà irregolarmente nuvoloso, ma qui con maggiori tratti soleggiati, saranno più ampi e probabili nelle ore centrali. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.